E in questo video cercheremo quindi di capire alcuni aspetti tecnici per lavorare in sicurezza, sia da un punto di vista appunto legato a un discorso di tagli che da un punto di vista posturale. Esistono due tipologie di motoseghe con due tipologie di impugnature differenti. C'è una prima, come ad esempio questa, che ha un'impugnatura standard dedicata al taglio a terra per depezzare o per i piccoli abbattimenti, dove prevede un'impugnatura in questo modo. Esiste poi una motosega chiamata impugnatura compatta autopendle, dedicata esclusivamente ai lavori di potatura, che prevede una differente tipologia di impugnatura in questo modo. Anche in questo caso abbiamo un'impugnatura a doppia mano. Esatto, spesso e volentieri questa motosega viene identificata dagli utilizzatori motosega a una mano, usata in questo modo, perché di fatto la costruzione lo permette, però non è assolutamente da fare per due motivi. Prima di tutto per un motivo di sicurezza, perché se tu vai a impugnare la motosega con una mano vai a bypassare il freno catena, ad esempio, che in caso di kickback ti serve la seconda mano per fare questo movimento. Secondariamente, se la usi con una mano, mi dirai tu stesso che vai a sovraccaricare molto le spalle. Esatto, perché al di là di un discorso proprio tecnico ci sono dei motivi legati appunto a un discorso muscolo-scheletrico per cui è importante utilizzare la doppia mano. Allora il kickback di fatto è il rimbalzo della motosega. Potrebbe accadere che lavorando la motosega faccia questo movimento, ok? Quindi la seconda mano anche su una motosega da potatura ti serve a questo. Nel caso in cui la motosega impennasse di fatto, la seconda mano va ad azionare il freno catena. Ok. Per questo è importante usarla con due mani sempre, perché se io questa mano la mettessi così, diciamo, nel caso del rimbalzo la motosega farebbe questo movimento e mi arriverebbe in faccia causandomi dei danni. Secondariamente, tendenzialmente si vede che se la seconda mano non la tengo sull'impugnatura, l'utilizzatore tende a metterla dove? Sul ramo che va a tagliare. Sul ramo che va a tagliare nelle immediate vicinanze della catena, e diciamo che non è una cosa completamente buona. sicura. Esatto, assolutamente sì. E questo poi, ripeto, è importante perché se io impugno la motosega con entrambe le mani sempre, ho un bilanciamento della macchina perfetto, ok? Quindi le forze in gioco a livello di braccia sono ben bilanciate. Matteo, mi dicevi che è importantissimo non lavorare con la motosega più alta rispetto alle spalle. Esatto, per una questione di sicurezza, perché supponiamo il caso tu vada a tagliare in questa posizione, se ci dovesse essere un rimbalzo, comunque sia con le braccia riesci a gestire la motosega e le forze. Se tu ti posizioni in questo modo, l'eventuale ribalzo ti porterebbe a fare questo movimento e le braccia di fatto non riuscirebbero a tenere la forza. Andiamo invece adesso, Matteo, a parlare della motosega con impugnatura standard. Abbiamo recuperato un tronco e parliamo sia dal punto di vista di sicurezza che di postura, perché la prima regola, come tutti quanti i lavori, è quello di non lavorare sovraccaricando la colonna, quindi andando a ingobbire la nostra colonna. Quale potrebbe essere una posizione comoda per poter lavorare in sicurezza? Ma ad esempio una posizione comoda potrebbe essere tagliare in questo modo, di modo che hai la schiena perfettamente in linea e non solo, hai anche tre punti di appoggio. Hai il piede sinistro, il ginocchio destro e il piede destro, dove nel caso in cui la motosega ti strattoni verso in avanti hai questo piede che ti aiuta a stare in equilibrio. Nel caso in cui invece ti dovesse spingere all'indietro, hai quest'altro piede che ti permette di stare in equilibrio. Ricordiamo che la motosega è un attrezzo da lavoro particolarmente pericoloso, forse tra i più pericolosi che si usano nella cura del verde. Quindi avere una buona formazione e osservare dei semplici consigli sul corretto utilizzo potrebbe portarti a ridurre l'eventuale rischio di farti del male. E spesso non si seguono questi consigli per un discorso di pigrizia, di velocità del lavoro, perché ci si sente invincibili. Purtroppo sì. Quindi per concludere ricapitoliamo quali sono le regole. Primo punto, l'attrezzo lo utilizziamo sempre con le due mani, mai a mano singola. Punto 2, attenzione alla schiena, quindi non lavoriamo mai con la schiena curva, ma utilizziamo le posizioni più idonee per salvaguardare appunto le nostre articolazioni. Punto numero 3, prepariamo il nostro corpo anche extra lavoro, rendiamolo più forte, rendiamolo più mobile. E punto numero 4, scegliere l'attrezzatura corretta in base a quello che devi fare, nel senso che una motosega universale non esiste. Se devo potare utilizzerò una determinata motosega,
se devo depezzare un tronco, fare degli abbattimenti, utilizzerò un'altra tipologia di motosega.